bentrovati. Oggi siamo nel tema natalizio, quindi dobbiamo sbizzarrirci con le nostre ricette tradizionali e non, perché vi voglio proporre due ricette oggi che fanno parte della nostra tradizione dolciaria natalizia. Allora facciamo i crostoli. E i crostoli, perché due ricette? Perché facciamo i crostoli antichi e quelli diciamo più o meno poi più moderni, con una ricetta un po' più moderna. Per fare i crostoli antichi era di una semplicità disarmante, perché sostanzialmente ci servivano solo 3 ingredienti. Allora, un bicchiere di vino. In alternativa, per dargli un tocco profumato, si può utilizzare anche metà vino e metà vermouth. La stessa quantità di olio, ecco più o meno, ma profuma già così, vi assicuro. Li mescoliamo un pochettino e iniziamo a mettere la farina. Queste a me piacciono tantissimo perché hanno un suo, non lo so, o sarà un fatto di ricordi vicino al caminetto, quell'aria natalizia che nei nostri paesi si sente in un modo proprio eccezionale. Allora, abbiamo già raccolto i liquidi, vedete? A questo punto continuiamo a lavorare sulla spianatoia. L'impasto, come al solito, deve essere lavorabile. Però qua, non essendoci lievito, non essendoci zucchero, uova, praticamente è facilmente lavorabile. Per cui ecco qua. Ovviamente sono dolci particolari e chiediamo alla nostra nutrizionista questi semplici, vedete già pronti, questi semplici elementi, questi semplici ingredienti che abbiamo messo qua dentro, un po' il valore nutrizionale, perché no, quello che con la nostra dieta se possiamo approfittare o meno. Davvero una ricetta antica e molto semplice, ricordano le nostre nonne, le nostre massaie, bei ricordi. Olio, per 100 grammi di prodotto abbiamo 884 calorie, è un grasso monoinsaturo composto per la quasi totalità di trigliceridi. Gli acidi grassi più rappresentativi sono l'acido oleico, il linoleico e il palmitico. Alimento dalle molteplici virtù, contribuisce all'accrescimento corporeo, al processo di mielinizzazione del cervello e alla formazione delle ossa, ottimo per l'apparato cardiovascolare, abbassa i livelli del colesterolo cattivo nel sangue, ricco di omega 3, 6 e in ogni qual modo anche di vitamina E. Protegge dalla decalcificazione ossea, dall'osteoporosi, dalle fratture. Vitamina A e antiossidanti. Il vino, per 100 grammi abbiamo 83 calorie. È una bevanda alcolica ottenuta dall'uva, ricca di polifenoli, che, se bevuta con moderazione, è utile contro i disturbi cardiovascolari. Io consiglio Nushan Neked. La sindrome metabolica, il diabete, la demenza. Il vino è alleato del cuore, vasi sanguigni, ossa e colicisti. Dà colorazione ai piatti e vediamo appunto questi magnifici crostoli. Vengono amalgamati insieme alla farina contenente fibra in modo da ammassare l'impasto in maniera omogenea e poi vengono fritti nell'olio extravergine d'oliva di cui l'acidità è 0,4%. L'altra ricetta rivisitata invece è un po' più lunga di ingredienti. A parte l'olio e la farina che abbiamo già enunciato, vediamo il latte, ricco di calcio. È un prezioso alleato degli adulti ma anche dei più piccoli. Contiene tanta acqua, macronutrienti, proteine, grassi e zuccheri. Il vermouth è un vino
aromatizzato creato nel 1786 a Torino, quindi prodotto italiano. È riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale, è un ingrediente primario di innumerevoli cocktail, 18% di volume, contiene antiossidanti, è sconsigliato nei soggetti in fase di accrescimento, quindi attenzione, o comunque nelle donne in gravidanza, o ancora di più se ci sono dei pazienti che magari hanno problemi di pressione arteriosa alta o iperglicemia, ancora di più problemi cronici come la cirrosi epatica. In queste dosi, minime dosi, comunque non fa male, ma attenzione perché l'uso eccessivo potrebbe poi si possono avere dei problemi esagerati gravi con il fegato, reni, pancreas, cervello e tanti altri. Ne esistono due versioni, quello dolce e quello secco. Il dolce contiene per lo più glucidi, quello secco invece più alcol, quindi quello dolce più zucchero, lo dice la parola stesso, quello secco invece più alcolico. Le uova, per 100 grammi riscontriamo 155 calorie, contiene sodio, potassio, vitamina A, vitamina D, magnesio, vitamina B, ferro, può essere consumato sodo alla cocco oppure per preparare questi favolosi piatti e dolci. Il problema è che, cara Graziella, tu cucini troppo bene e quindi i crustoli sono uno tira l'altro. Oggi possiamo davvero magari concederci uno sfizio, ma domani ci toccherà mangiare verdure a go-go per recuperare. Arrivederci! A questo punto passiamo a fare i cordoncini e a tagliare i nostri crostoli. La grandezza la scegliamo noi a nostro piacimento. Ok. E poi vi faccio vedere come è la rifinitura prima di friggerli. Per me il Natale è la festa più bella, lo so, le luci, l'albero, o sono legata a ricordi da piccola perché comunque aspettavi questo Natale, insomma, abbiamo finito, però a questo punto cosa facciamo? Dobbiamo praticamente lavorarli, nel senso tipo, non possiamo lasciarli in questo modo, dobbiamo farli come se fossero degli gnocchi sostanzialmente, per cui prendiamo la nostra tavoletta a righe e li facciamo in questo modo, vedete? Ecco qua. Mo diciamo che ci sono le tavolette, prima non c'erano queste tavolette. Allora, il nostro olio è pronto, abbiamo fatto la prova e adesso mettiamo i nostri crostoli. Ricordate che questi qua devono andare un po' di più rispetto ai crostoli, diciamo quelli moderni, perché non c'è lievito, non c'è niente, quindi ci metteranno un po' più di tempo, però per non restare crudi dentro, non sono morbidi ma sono friabili ed è proprio, diciamo, il discorso dell'antico, delle cose un po', anche perché teniamo presente del fatto che non c'era una volta il lievito per dolci, si usava come lievito di dolci, una curiosità, il bicarbonato, che volendo si può sostituire anche adesso. Ovviamente quando si metteva il vino rosso venivano molto più scuri di questi e quindi non è che si vedeva bene se si bruciacchiavano. Comunque a noi sono venuti perfetti. Mamma, questo è un sapore, guarda, li dovete fare, li dovete assaggiare. Dopo la cottura li facciamo scolare un po' in uno scolapasta, aspettiamo che si raffreddano e poi passiamo a metterci il miele. Allora, sono perfetti e li togliamo. Ecco qua.
Allora, questi si scolano e noi mettiamo gli altri. Ecco qua, il colore è perfetto. Ve l'ho detto, se ci fosse stato il vino rosso venivano più scuri, però questo è un bel colore dorato, dai. Questo è caduto e intanto io lo assaggio. Cottura perfetta. Ovviamente poi il fatto che li passiamo nel miele acquistano il loro buon sapore. Abbiamo messo la padella sulla fiamma, accendiamo e mettiamo un po' di miele. Lo dobbiamo far sciogliere per favorire meglio, diciamo, la annielatura dei crostoli. Ecco qua. Ci buttiamo i nostri crostoli. Si raccoglie tutto sul lato. Non deve cuocere il miele, deve sostanzialmente solo sciogliersi. E quindi lo sistemiamo già direttamente sul piatto del portato. Ecco qua, perfetto. Mettiamo i diavoletti e sono un po' anemici questi diavoletti, non sono molto colorati, comunque il senso è quello là. Ne mettiamo un po' sul piatto e che dire, i nostri crostoli sono pronti. Io l'ho assaggiato prima, adesso bruciano, quindi sinceramente mi evito questo passaggio. Ragazzi, buone feste a tutti e mi raccomando, fate le nostre ricette tradizionali. Allora, abbiamo fatto i crostoli quelli antichi e adesso vi propongo una ricetta, diciamo, rivisitata e resa dolce, moderna, diciamo, tra virgolette. Intanto mi cambio il mio cerchietto perché questo qua si è stancato ed è sbilenco e quindi rimettiamone un altro. Ecco qua, ecco, quello andava per i fatti suoi, si era stancato. Che cosa ci serve per questa ricetta? Ci servono 50 g di zucchero, 2 uova, e procediamo un po' a mescolarli. Allora, una volta mescolate, che mettiamo? Un bicchiere di latte. Teniamo conto sempre di questa misurazione. Noi ne usiamo questo piccolino per farvi vedere una quantità modica, ma vi ripeto sempre all'infinito che potete raddoppiare tranquillamente le dosi in base agli ingredienti che vi ho dato io. Un bicchiere di vermouth per profumare e un bicchiere di olio. Ok. L'impasto deve essere morbido, lavorabile, non appiccicoso. Diciamo che per queste quantità più o meno mezzo chilo di farina, però ricordate sempre il discorso che lo dovete toccare con le mani. Metteremo anche una bustina di lievito per dolci. Allora, a questo punto passiamo l'impasto sulla spianatoia. Mettiamo un po' di farina e cerchiamo di raccoglierlo in un bel panetto morbido.
ma pulito pulito, liscio liscio, perché così è un pochettino bruttino. Ecco qua. E a questo punto passiamo a fare i nostri crostoli moderni, diciamo così. Raccogliamo il panetto. Ecco qua. E piano piano iniziamo a fare i crostoli veri e propri. E iniziamo a prendere il nostro impasto a pezzi. Se vi rendete conto che è ancora morbido, lo lavoriamo un po'. Anche perché tenete conto che questi gonfiano un po' rispetto a quelli tradizionali perché c'è il lievito dentro, per cui in base alla grandezza vi regolate perché si gonfieranno un pochettino. E io mi ricordo da piccolini, quando mia mamma faceva queste cose, la prima cosa ci metteva la spianatoia su 2 sedie per permettere a noi piccoli di darle una mano, e quindi quando in queste occasioni era il modo proprio per cercare di rubare un po' di tempo da stare con noi. Come al solito prendiamo la nostra tavoletta di legno, vedete ci vengono queste striscette, però noi che vogliamo unire la tradizione alla nostra tavola, che cosa facciamo? Mia mamma prendeva uno scolapasta, però quello con i buchi grossi, perché quello era con i buchi sottili, quello di prima, perché ci doveva uscire proprio la pasta dai buchi, in questo modo. Li finisco così, mi piacciono di più. Ecco qua. Se dovesse succedere che la pasta si appiccica, mettete un po' di farina sullo scolapasta. Mio padre dice sempre che è svelto a mangiare, svelto a lavorare, dice lui, però perché poverino di tempo ne aveva poco. Questo proverbio credo riguardasse lui, perché il tempo era quello che era. Ecco qua. E il crostolo, sì sì sì! Che canzone è questa? Aiutatemi ad abbinare una canzone a questi piatti. Perfetto, vedete, a differenza di quegli altri, i buchini più grossi sono ancora più belli. Meglio così. Adesso non ci resta che mettere la padella, aspettare che riscalda l'olio e li friggiamo. Allora, vediamo se quest'olio è pronto. Prendiamo un po' di pasta, un pizzichino di pasta. Perfetto, ci siamo. E allora abbassiamo leggermente la fiamma perché sennò si bruciano e restano crudi dentro. Quindi mettiamo i nostri crostoli. Ho una curiosità, non so se ve l'ho già detto. Quando si metteva la padella sul fuoco, mia nonna diceva sempre, o comunque le signore anziane, che non bisognava bere. Insomma, una cosa un po'... che dirvi, non lo so. Perché? Qual era il motivo? Il motivo era che se qualcuno beveva, si asciugava l'olio dalla padella. Cioè, sostanzialmente era un modo perché all'epoca, voglio dire, usare tutto quest'olio per la frittura era un po' dura, per cui era un modo come un altro di fare attenzione, di non perdere tempo, perché comunque l'olio si asciuga lo stesso, no? Quando si fanno le fritture dopo un po' è ovvio che, però questo era un modo di dire, però di nascosto andavamo a bere, cioè poi c'è il gusto del proibito, nel senso che quando ti dicono di non fare una cosa tu la devi fare.
stanno andando bene, vedete, si sono gonfiati, anche perché qua dentro c'è la bustina di lievito, per cui li facciamo fare rossi. Allora, come doratura ci siamo, vedete non è molto alta la fiamma, altrimenti resterebbero crudi dentro. Adesso li togliamo e mettiamo gli altri. Deve venire un bel colore dorato, non eccessivamente scuro, perché non vi dico il profumo che c'è qua dentro, Ovviamente una mia amica che mi segue su Ten Online a Bologna mi rimprovera sempre questo, che il profumo lo sento io, non lo sente lei, mi dispiace, e nello stesso tempo suggeriva di dire in televisione che devono inventare qualcosa che da casa, oltre a vedere la ricetta, all'esecuzione della ricetta, si sente anche il profumo. Ma chissà qualcuno, con tutte queste innovazioni, queste cose, può darsi che un giorno succederà. Allora, vedete che fa un po' di schiuma perché qua dentro ci sono le uova e lo zucchero. Invece quelli, diciamo antichi, che non ci sono le uova e non c'è lo zucchero, la schiuma non la fanno. Comunque voi tranquilli, non è un problema, anche perché sono pochi, per cui se nel caso dovesse aumentare la schiuma, a quel punto dovete cambiare l'olio. Comunque saluto tutti i miei amici che mi seguono dal nord, continuate a seguirmi perché vi faccio tuffare nelle nostre tradizioni. E poi li potete fare tranquillamente dove siete voi, insomma. E allora, anche gli ultimi sono pronti, spegniamo, li facciamo scolare un pochettino e li facciamo raffreddare, perché poi, una volta raffreddati, dobbiamo passarli nel miele. Perché se sono caldi e li mettiamo nel miele si rompono, quindi devono raffreddare. Abbiamo messo un po' di miele in padella, questi sono raffreddati. Bene, nel frattempo che si scioglie un po' il miele io mi preparo i pirottini, perché quest'altro tipo, invece di metterli nel piatto come abbiamo messo gli altri, siccome è un po' più dolce come ricetta, allora li mettiamo qua dentro. Ecco qua. Un po' alla volta, sempre, come ho detto. Il miele è pronto e allora buttiamo i nostri crostoli. Ok, ci siamo e adesso li mettiamo nei pirottini. Ops. Li mettiamo così, poi prepariamo un bel vassoio e danno un po' per distinguerli dagli altri, che sono due tipi diversi, e un po' perché per non essere monotoni e fare sempre lo stesso impiattamento. Mettiamo i diavoletti che fanno festa. È il caso di assaggiarli? E credo proprio di sì. Questo piace di più ai ragazzi perché è un tipo dolce, per cui mi piacciono di più. Però io non vi nascondo che preferisco tutti e due, vanno bene lo stesso. Anche se io con i dolci non... Allora assaggiamolo e prendiamo uno più piccolino, va? E che dirvi di più? Io e te da soli. Sono di una morbidezza unica. Va bene così, fateli, assaggiateli e poi mi fate sapere.